Euroregione News. Friuli Venezia Giulia, ospiti di gente unica, regione di figli unici. Il Friuli Venezia Giulia sta diventando sempre più una regione di figli unici, considerando che in base ai dati contenuti nell'annuario statistico sull'infanzia e sull'adolescenza 2014, realizzato dalla regione, il 54,5% delle famiglie con figli si limita ad averne solo uno. Ascoltiamo Roberta Sartor, direttrice del Servizio Volontariato Solidarietà e Immigrazione della Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà. Diciamo che si è ridotta la dimensione delle famiglie, questa è un po' la tendenza, sono vari motivi, può incidere anche la crisi economica, comunque sono tendenze demografiche in atto anche a livello nazionale. Il Friuli è sempre stato comunque tradizionalmente una regione con famiglie magari più piccole rispetto, che ne so, alle regioni del sud. Se tra i dati positivi c'è un buon sistema dei servizi per la prima infanzia e dell'istruzione, tra quelli negativi ce n'è uno particolare. L'alta percentuale di adolescenti che fanno uso di fumo, alcol, con una nota secondo me abbastanza particolare, per cui nella nostra regione il numero delle ragazze rispetto ai ragazzi è di gran lunga superiore rispetto alla media nazionale. Di solito prevale la componente maschile, nella nostra regione invece è significativa anche quella femminile. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.